pensiero del giorno, mercoledì 6 agosto. Rimettersi nella vita vera. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi rinnovandovi nell'intimo per poter discendere la volontà di Dio, ciò che è buono, gradito e perfetto. Lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 2. Ci troviamo nella seconda parte della lettera di San Paolo ai Romani, in cui l'Apostolo ci svela il modo di agire cristiano come espressione della nuova vita, del vero amore, della vera gioia, della vera libertà che Cristo ci ha donato. La vita cristiana è come un nuovo modo di affrontare con la luce e la forza dello Spirito Santo i diversi compiti e problemi che possiamo incontrare. In questo versetto l'Apostolo stabilisce lo scopo e l'atteggiamento di fondo che dovrebbero caratterizzare il nostro comportamento. Fare della nostra vita una lode a Dio, un atto d'amore che si protrae nel tempo nella ricerca costante della sua volontà, di ciò che gli è gradito. Mercoledì 6 agosto. Rimettersi nella vita vera. Chiara Lubick, brani tratti dal commento alla parola di vita dell'agosto 1993. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.